Un 2015 da record per il turismo in Veneto. I dati parlano di 17 milioni di arrivi, 1 milione in più rispetto al 2014. Da registrare anche il dato sulle presenze, che si attestano a 63 milioni. Di queste poco più di 21 milioni sono quelle italiane, il doppio, 42 milioni, quelle straniere. In questo modo il Veneto consolida il primato che dura da anni di regione turistica italiana più visitata. A livello europeo si attesta per presenze al sesto posto, preceduta da Canarie, Île-de-France, Catalogna, Croazia e Baleari. Per quanto riguarda i comprensori turistici, lo scorso anno tutti hanno superato il proprio record storico in quanto ad arrivi. Le presenze invece sono aumentate nelle città d'arte più 4,4%, al lago più 4,1%, in montagna e alle terme, mentre nelle località balneari appaiono leggermente ridotte, meno 0,2%. Gran parte dei turisti sceglie le strutture alberghiere e in particolare gli alberghi a 4 e 5 stelle. Turisti stranieri ma anche quelli italiani cercano la qualità, infatti non è un caso che le migliori performance le abbiamo negli hotel a 4 o 5 stelle o diciamo in quelle nell'extra alberghiero, quindi nei bed and breakfast e agli agriturismi che comunque danno maggiore qualità. I clienti più affezionati e più numerosi continuano a essere i tedeschi, seguiti a distanza dagli austriaci. Le presenze di turisti teutonici in Veneto nel periodo 2007-2015 sono cresciute del 24%. Continua la scalata della Cina, più 28,8%, che raggiunge il nono posto assoluto degli stati esteri per numero di presenze e seconda in quanto ad arrivi. Brutte notizie arrivano dai russi che dopo l'embargo e la crisi del rublo sono calati sensibilmente. Erano tra le altre cose quelli che spendevano di più mediamente durante la vacanza. È un anno da record per gli arrivi, ma diciamo che è vicino anche all'anno record delle presenze del 2011, quindi sicuramente è un'annata positiva, che però non deve lasciarci così distrarre dal nostro compito fondamentale, che è quello di continuare a presidiare i mercati importanti e maturi come il mercato tedesco, ma investire anche su nuovi mercati stranieri, e da qui i dati ci dicono la presenza turistica importante dei cinesi e degli americani che stanno venendo a flotte, diciamo, nei nostri territori.